proposito di dire, no, l'urgenza di dire qualcosa e dirla in quali tempi, la terra di tutti a che punto arriva e come ti approccia alla realtà con questo nuovo libro, con questo nuovo libro, quanto sei libero con questo libro e che differenza c'è ad esempio con Nomade, che è la pubblicazione precedente. Nomade era un modo, Nomade è una parte intermedia del percorso. La terra di tutti è già un approdo, ma non finale. Io non metto fine, né a quando, né come, né dove. Le prossime cose che leggeremo saranno altre. Forse saranno anche così, nomade, la terra di tutti. Le prossime forse saranno legate più a... Mi sono fermato in un posto, diciamo così, e mi sono guardato intorno e mi sono divertito un sacco, per esempio, no? Forse è più legata a questo. Voi sapete che c'è un romanzo che si chiama Fuga da Firenze. Le prossime cose riguarderanno l'arrivo alla città più in basso, che è Roma. Il percorso di Firenze arriverà a Roma. Ma la terra di tutti è forse Nomade era anche una fuga per certi aspetti, era un'esplosione. La terra di tutti è una ricomposizione anche, una riconciliazione anche, forse con alcune cose che abbiamo visto e abbiamo fatto. Ogni tanto, anche se a malincuore qualche volta manca da riconciliarsi con se stessi e con gli altri, perché altrimenti la vita diventa un inferno. E se il tuo e basta l'inferno, passi, ma se dovesse diventare anche per colpa tua anche di altri, no. E questo è un punto importante. Si chiama Un po' di pace. Nessun disegno, né cosmico né divino, ma ormai che siamo nati viviamo. E la speranza ci sostiene, quella di non rinascere. La fatica e il dolore dell'esistenza vissuta allontanano ogni illusione. Fosse pure per un disegno divino, abbiamo pagato abbastanza i nostri peccati. Dopo la fine, vorremmo riposare in pace. Non è chiedere molto, né a Dio né all'universo. E ho paura di un nuovo inizio.